Poi ovviamente, io mi sono dimenticato di dire, ci siamo live, stasera siamo live, già trovate l'anteprima, potete lasciare tutti i like preventivi. Amici bellini, ci siamo, sì, ci siamo quasi, perché è finita, basta parlare di queste nazionali che ci hanno interessato anche da vicino, ma è arrivato il momento di ripensare al campionato e anche alla Champions, quindi cominciamo. Allora, le cose belline, io guardo là, però già so che devo guardare qua, Daniele Russo, perché poi gli occhi guardano da tutta un'altra parte. Però Daniele Russo, benvenuto, e tutti quegli iscritti nuovi che si sono iscritti, bravi, bravissimi, siete forti, siete lenti come unità, ma costanti, e questa è la cosa che mi interessa di più. E lasciamo un like per il ritorno al campionato, dimostratemi tutta la vostra soddisfazione per il fatto che basta, tutto a posto, le nazionali, anzi ci siamo anche esaltati perché i nostri si sono comportati molto bene, e bisogna dirlo, insomma, Raspadori in gol 2 volte, Kvara sempre protagonista, Mario Rui con i suoi assist eccetera eccetera, il ritorno in pompa magna in nazionale, ma adesso è il momento di pensare ai fatti nostri, perché un altro che è andato benino è Lozano, ma ci dicono che è acciaccato e che bisogna controllare, e allora ecco il quando, ritorniamo al quando, ci possiamo spostare con un Amrabat in questo Amrabat tattico che adesso si troverà a dover risolvere Spalletti, perché vedete ho messo un po' di punti interrogativi per quegli acciaccati che non sappiamo se saranno a disposizione e se Spalletti potrà schierare da titolari o portarseli dietro eccetera eccetera, quindi abbiamo queste difficoltà. Sicuramente Meret lo possiamo confermare, tra l'altro si continua a parlare del rinnovo e sono uscite nuove indiscrezioni sulla durata del contratto. Prima si è parlato di 2024, poi 2025, addirittura 2028 a vita, insomma aspettiamo, perché se ne parla da tantissimo tempo e comunque dobbiamo aspettare come si risolvono le cose. Vedete che ho messo Kim, che anche lui ha giocato tutte le partite con la sua nazionale e dovrebbe giocare lì, però abbiamo il dubbio, perché uno degli acciaccati è sicuramente Rachmani, che si è portato appresso un fastidio dal finale con la partita col Milan, e poi in nazionale sì e no, poi è stato sostituito, insomma è uno dei dubbi che secondo me Spalletti potrà avere, e visto che nel turnover del Lecce Spalletti ci ha fatto vedere Ostigard, noi abbiamo questo dubbio, se Rachmani, pensiamo che Rachmani non ce la fa e che ha bisogno di riposare, qui abbiamo Ostigard come possibilità lì a destra, oppure addirittura ci puoi mettere un Kim da questa parte, scrivo direttamente number one Jesus, che poi ovviamente andrebbe dall'altra parte con Kim poi spostato sulla sinistra per favorire il piede favorito del difensore, che si troverebbe più a suo agio, quindi Juan Jesus da questa parte e Kim dall'altra parte. Ricordiamo che quando poi Koulibaly veniva schierato a destra faceva un po' di difficoltà, anche se giocava con la sua nazionale a destra, ma queste sono poi quelle sfumature tattiche che si vedono nel Napoli. Non credo abbiamo dubbi su Di Lorenzo, che potrebbe rientrare anche una questione, l'abbiamo visto schierato a 5 con la nazionale di Mancini, quindi lo abbiamo visto anche, ed è una conferma, è andato anche vicino al gol, è una conferma che Di Lorenzo ci sta dimostrando un po' più di facilità di corsa in avanti e un po' più di difficoltà in difesa in realtà, e quindi potrebbe essere una delle soluzioni qui, nel momento in cui ti viene a mancare sia Politano che Lozano, potrebbe essere una soluzione, poi spostando Zanoli di qua o addirittura Zerbin, ma arriviamoci con calma. Resta il dubbio quindi Mario Rui Olivera, Mario Rui sicuramente in fiducia, Olivera anche ha giocato con la sua nazionale, non è andato poi benissimo insomma come Mario Rui, però anche lì ci sarà da discutere su quale è più adatto. Il Torino sappiamo che sembra una squadra che la butta molto sulla fisicità, e quindi vediamo, resta questo ballottaggio come il ballottaggio Lozano-Politano quando entrambi stanno bene. Su Lobotka non ci dovrebbero essere problemi, ovviamente è rientrato Demme, quindi lo mettiamo qui, non credo che venga buttato da titolare dall'inizio, però lo mettiamo lì. Anghissà sicuramente titolare inamovibile, anche perché non è rimasto a casa,
e quindi non è partito con le sue nazionali. Zielinski, che invece è stato protagonista di buone prove con la Polonia, lo mettiamo in questa zona. Kvara non è in discussione su questa parte, e quindi poi vediamo, poi abbiamo la solita questione Simeone-Raspadori. Ora, perché abbiamo questo dubbietto? Perché Simeone ovviamente potrebbe fare la prima punta come da logica, però Raspadori schierato in attacco, tutti hanno parlato di questa nuova situazione falso 9 eccetera eccetera, potrebbe essere una delle soluzioni. Perché poi lo metto in sotto, lo metto in grigetto così? Perché Raspadori potrebbe essere una delle soluzioni nel caso in cui non recuperasse Lozano, perché su Politano sta facendo cose, sta cercando un recupero più veloce, però ancora sta facendo personalizzato a parte eccetera eccetera, quindi non pensiamo al Politano. Poi ovviamente, io mi sono dimenticato di dire, ci siamo live, stasera siamo live, già trovate l'anteprima, potete lasciare tutti i like preventivi, perché poi affronteremo il discorso, oltre che al Torino, anche in generale di tutto ottobre, che sarà tostissimo e che bisogna azzannare, perché poi novembre è ancora piuttosto di ottobre, ma ci arriviamo con calma. Quindi se non c'è Politano, perché sappiamo che magari vuole recuperare, ma non bisogna, in questo momento sarebbe un azzardo rischiare ulteriori problemi muscolari, proprio perché ci sono partite una dietro l'altra, quindi bisognerà organizzare un turnover quasi scientifico. Su Lozano abbiamo questo dubbio, andrà valutato, di conseguenza la prima idea potrebbe essere Zerbin qui, perché così ci ha fatto capire Spalletti che si fida di Zerbin in questa zona, e secondo me non è male. Ora, al di là di quelle difficoltà che ha potuto avere con Teo Hernandez nel finale, ovviamente da questa zona ci puoi mettere anche un Raspadori, che non l'abbiamo visto, ci arriva sulla destra. Partendo dalla destra, Raspadori potrebbe avere più o meno quelle difficoltà che ci ha dimostrato anche Elmas. E perché dico Elmas? Perché qui ci potrebbe tornare anche Elmas, perché non ce lo dobbiamo dimenticare che veniva spesso utilizzato anche a destra in quanto jolly universale. Quando ti manca una pedina, Elmas si mette là, si mette a sua disposizione e lavora per la squadra. Quindi abbiamo queste varie cose che voi potete dirmi anche nei commenti. Dici, ma poi tra le varie possibilità che mi sono scritto, e c'è anche Kvara. Perché Kvara nella sua nazionale ci dimostra, con un po' più anche di libertà, che può giocare anche a destra, che si muove su tutto il fronte d'attacco. Non so, partendo proprio da destra, che tipo di gioco ti può fare. Ovviamente col suo piede preferito, che è il destro, se parte da destra potrebbe giocare più alla Lozano, cercando il fondo e quindi con dei cross per un potenziale Simeone che può arrivare al colpo di testa, e quindi Kvara è un'altra delle soluzioni. Ovviamente se Kvara va qui a destra, qua io penso immediatamente ad Elmas, che si trova più a suo agio a sinistra rispetto che a destra, e quindi così. Ma lo stesso Zerbin puoi ritrovartelo qui, puoi azzardare uno Zielinski un pochino più sulle fasce. Anche Zielinski è stato a volte utilizzato sulla destra, però ragazzi, questi sono più o meno i dubbi che in questo momento così noi risolviamo. Domani ci sarà conferenza, quindi lo potremo sapere qualcosa di più se glielo chiederanno. Io ve lo risolvo così. Nel frattempo ci scrivo Elmas così, perché Zerbin sì, però Zerbin va a finire che poi se Zerbin ha un pochino scavalcato Lozano e si è creata quella problematica, se Zerbin scavalca pure Elmas, che sappiamo nello specifico essere uno di quelli meno contenti in questo momento per il ruolo nella rosa, per minutaggio, e allora ecco perché io non penso Raspadori, perché ti vuoi mantenere una soluzione nel caso Simeone gli venga un raffreddore durante la partita, e quindi hai la possibilità poi di sostituire, oppure di aggiungere un attaccante nel caso in cui le cose non stessero andando bene. Quindi non ci metto Raspadori qui di partenza per questo motivo, per tenercelo come vice Simeone. Non ci metto Zerbin per non distruggere Elmas psicologicamente. Lascerei Kvara in questa zona qui, dove è sempre decisivo e sta sempre facendo delle cose ottime, e quindi questa potrebbe essere una delle soluzioni. Lo so, non siamo contentissimi di Elmas a destra, sappiamo che in zona centrale lui è più contento, sappiamo che essendo col destro lui preferisce rientrare eccetera eccetera, però è un giocatore che secondo me a disposizione, con la possibilità di giocare da titolare, secondo me lo farebbe anche con piacere. Voi poi mi fate sapere nei commenti quelle che potrebbero essere le vostre soluzioni, e risolviamo anche tra di noi il dubbio Ostica o Juan Jesus in difesa, perché sono entrambi due giocatori che ti garantiscono la prestazione, che ti garantiscono un po' di fisicità, colpo di testa, e anche nel caso di Ostigard anche intraprendenza, qualche lancio, forse qualche lancio di troppo, e quindi ci
farà sapere Spalletti se Ostigard ha già capito come temporeggiare, come fare quel passaggio, come farli stancare, perché li devi far stancare i giocatori del Torino. Riparti e quando poi riparti si apre qualche cosa e quindi Zielinski sarà sempre l'uomo della partita, distrugge tutti gli equilibri quando si viene a prendere il pallone, quando va poi incontro, quando andrà poi a riempire l'aria. In questo caso abbiamo due che possono andare a riempire l'aria se si crea la situazione. Sempre Lobotka e Anghissà saranno fondamentali per creare gli equilibri a centrocampo e quindi dobbiamo scardinare quella che sarà la difesa del Torino da New York. Valerio Fluido è tutto, vediamoci live. Non vi ho parlato della Apple perché si sono incontrati. Congratulations ADL con Tim Cook dell'Apple che ha preso la laurea honoris causa, collaborazione in vista, non vi posso dire stupidità, non lo so. Per quanto riguarda Kim, Pedullah ha insistito che il Manchester non si farebbe problemi a staccare un assegno da 50 milioni, che sia di sterline o di euro, per loro poco importa. E poi la situazione dell'Ajax, tutti i tweet, le cose, dicono sempre statevi attenti, ma voi, dico voi squadre che venite, ma voi vi state attenti? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.